Oh, Ma credi, Carolina, oh? non è niente. Carolina, ti soffrate, Carolina. No, Carolina mi ha parlato, credo che guaglione, mi vedi, Carolina, sai, non ci mette niente. No, ma quello voglio, non è niente, non è niente. Carolina, ma se dai di casa e ti soffrate, fammi capire chi ti aiuto, fammi Te capire. capo, mi sto negando, capo. Ah. Niente, ti disperato, facciamo. Carolina, ma non ti posso vedere così, mannaggia. Non ti posso vedere così. Ti racconto una barzelletta, Carolina, allora, Carolina, c'è stata una volta, sei un zappatore, non era un zappatore, c'era un contadino teneva un sacco di pecore, no, però teneva la pecora preferita che si chiamava Yellow Pecora. Allora che faceva il suo contadino? E a pascolare, cioè portava a camminare tutti i pecore e sta a fare la camminata, no? E bella pure si fa detta a Yellow Pecora era la preferita sua, però si fa detta. Allora si arretrava a casa, gli altri vicini un figlio, dice, senta, ma fate un po' uscire dal paese, vedi se riesce a trovare Yellow Pecora, perché canza trova è la pecora preferita mia, palla a trovare, se non andare a trovare perché ti spezzi il coscio. O a giorni e ha cercato un tuo e niente, non si trova Yellow Pecora, non si trova. Si arretrava a casa, c'è la pecora non l'ha trovata, c'è tuo padre, tiene fame, c'è disse, sì. E c'è tuo padre, azzietto, o facete assettare Carolina, ci taglia la capa. Chiamo un secondo figlio, c'è ti viene a casa, mamma trovare Yellow Pecora, se no fa la stessa fine che la tua. E boh, chi le ha cercato a Yellow Pecora, girava tutto padre, si arretrava a casa. Poi fa, ma anche oggi trovata a Yellow Pecora. Il padre tutto scombottato così c'è tiene fame, c'è disse, sì, c'è azzietto. Oggi non sa assettare e chi il padre ci taglia la capa. Chiamo un terzo figlio, c'è tu voglio vieni a casa. Mamma a trovare Yellow Pecora, se ne la trovi, la fine lì là, mi raccomando. Gli ha trovare Yellow Pecora, scavava tutto padre, nel stato cazzo, la trova, dice che come mangia tra la casa, che chi si muove, taglia la capa, papà. Gli ha a casa, il padre dice che trovate Yellow Pecora, dice che no, non c'è trovata. Dice che il padre tiene fame, dice tuo figlio, no. Io già No, non fai dire, Carolina. Ah, boh, te ne ha raccontato, veloce, te ne ha raccontato, veloce. Allora, se una volta non è una formica e una coccinella, no? Allora, se una volta che la formica mo si va in vierno, no? Allora si va a fare la provvista, tu mangiavi su tutta la casa, per tutta la giornata, capito? Allora, se va la formica sta facendo il provvista, se tu passa la coccinella, c'è la coccinella vicino alla formica si dice, ma perché andiamo a fare una giornata di mare? Perché come sto a fare una stagione, andiamo a fare un bello bagno, andiamo un po' in su, il pacco dall'acqua, no? C'è la formica, no, ma quanto mai? Perché mo ma ci vi provvisto perché se no viene via e non so più come ci fa, no, è un bulettino. Il giorno dopo, la stessa cosa, la coccinella piglia sempre la stessa cosa, la formica, ma che fai? Io ti sto mangiando, mi ci fai un bagno a mare, l'ultimo giorno di mare che fai? No, la formica, no, non buletti la formica, non buletti, bella e buona arriva vierna, benette vierna, comunque la formica tutta bella, lì stanno su cammina, un bagno, a spuzzo un bagno, qui è, bella e buona bussare alla porta, chi è? la coccinella. No, era una compagna che è tua. No, ma anche fa ridere, c'è da far ridere proprio. All'ultimo, all'ultimo, mi ci sto buono perché ti soffro tu voglio far ridere un po'. All'ultimo, ci stava una volta, ci stava un signore, no? Teneva sempre insieme a esso, teneva una scimmia. La scimmia teneva sempre un coppa alla spalla, ma che è una scimmia maestrata. Comunque una volta si trova a Gindana un tram, tra sette in due tram, non può mai un tram, non si crede. Tra sette in due tram, tutto quanto vicino alla scimmia. Uè, zio, com'è bella sta scimmia, com'è bella, com'è che cazzo, che facile, com'è curioso, tutto quanto così bella e buona facetta poi la scimmia, Carolina, facetta poi la scimmia. O zio si incazzò, o Cristiano si incazzò, c'è, mi vado a trovare la scimmia, tu quanto dopo un anno, andiamo a trovare la scimmia. Scavavano da tutte parti, Carolina, tutte parti, forzazione dei pullman, da tutte parti, tra dei magazzini, sotto in macchina, tutte parti, riuscivano a trovare sta scimmia, Carolina. Quando all'improvviso, stesso zio, stesso sto cristiano, padrone della scimmia, varette un cespugli si muove. Un cespugli si muoveva. Si muoveva, o zio si avvicinava, un cespugli si muoveva, o zio si avvicinava. Varette a tu cespugli, chi ci stava? Ah, sì. No, era Yellow Pecora, Carolina.